Pronti? 1, 2, 3. Valido il primo segnale con Fantasia molto veloce ad andare al comando, mentre c'è l'errore da parte di Asteccadimar. È veloce Axel Nib che va secondo alla corda, mentre Phil of the Bus va a chiedere strada a Fantasia che ha preso la testa. Lancio in 15-3. Fantasia al comando, Phil of the Bus che attacca al suo esterno. Va a chiedere strada ma non la ottiene. Fantasia sembra intenzionata a correre al comando, Phil of the Bus che si deve adeguare, poi Axel Nib, quindi Darline Staffen, Nando Angreghi, Falco Trio, Dell'Alba, ancora Daytona di Cecco, Capta e alla retroguardia Follow Me. Si sistema in terza posizione alla corda Phil of the Bus perché Fantasia ha deciso di provarci al comando, 44,5, i primi 600 metri di corsa decisamente svelti, con Fantasia al comando, Axel Nib secondo, terza Phil of the Bus, poi Darline Staff, quindi Nando Angreghi, Falco Trio, Dell'Alba, Daytona di Cecco, Capta. Iniziano a muoversi un po' all'esterno con la mossa più decisa di Nando Angreghi, prevenuto da Darline Staff, prevenuta a sua volta ovviamente da Phil of the Bus. Chilometro in 1.16,2 e passaggio davanti alle tribune per Fantasia che è in vantaggio nei confronti di Axel Nib. Ritorna ora con maggior decisione Phil of the Bus che viene al largo, poi Darline Staff che precede Nando Angreghi, quindi Dell'Alba. 15,4 sotto alle tribune, Fantasia in vantaggio nei confronti di Axel Nib e di Phil of the Bus, poi Darline Staff ed Nando Angreghi. Siamo a 600 metri dalla conclusione con Fantasia che continua a guidare nei confronti di Phil of the Bus e Axel Nib, poi Darline Staff a 500 dal palo. Fantasia si mantiene una lunghezza avanti a tutto il resto della truppa con Phil of the Bus che scende seconda, Darline Staff che prova ad impegnarsi al largo, quindi ancora Falco Trio tra i cavalli, poi Nando Angreghi, la mossa in mezzo alla pista da parte di Capta quando siamo ormai all'ingresso dell'addirittura arrivo e Fantasia in vantaggio nei confronti di Darline Staff e Nando Angreghi al largo, Capta in mezzo alla pista, lo scatto di Capta insieme ad Nando Angreghi che vanno sulla testa, Capta ed Nando Angreghi che vanno a lottare, Nando A in vantaggio, ci prova Capta e Nando Angreghi che respinge fin sul palo Capta e vince nei confronti del rivale. 1.16,1 il doppio chilometro, la vittoria di Nando Angreghi. Giuseppe De Filippis, il training di Gennaro Pacileo e i colori di Luigi Starace. La vittoria di Nando Angreghi dalla pariglia, para Capta al momento giusto e lo respinge fin sul traguardo, mentre per il terzo posto ancora l'inizial leader Fantasia.